I carabinieri della compagnia di Monreale, in provincia di Palermo, hanno eseguito una misura cautelare nei confronti di 7 persone, 2 in custodia cautelare in carcere, 4 agli arresti domiciliari e una sottoposta ad obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria, indagati a vario titolo per produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, tentata estorsione e furto in abitazione. Il provvedimento emesso dal GIP di Palermo su richiesta della Procura è il risultato di un'indagine iniziata ad agosto del 2020 e conclusa a marzo 2021 e costituisce la prosecuzione dell'operazione Panaro, che nel luglio scorso aveva portato all'arresto di 4 persone, smantellando una base di spaccio nel quartiere palermitano di Bocca di Falco. Stavolta è toccato alla zona di Altarello di Badia. Anche qui, secondo gli inquirenti, era possibile acquistare cocaina, crack, hashish e marijuana. Alcuni dei soggetti indagati collaboravano con gli spacciatori della zona di Bocca di Falco. Secondo le indagini, il giro di affare della vendita di droga si aggirava sui 100.000 euro l'anno. Il centro dell'attività era una taverna abusiva a ritrovo della tifoseria Ultras del Palermo, dove si confezionava la droga e si spacciava. I carabinieri avrebbero anche individuato 2 grossisti che rifornivano l'intera organizzazione.